Noi siamo qua oggi perché siamo preoccupati per la situazione che si è venuta a creare in Veritas. Il nostro scopo, come si vede per fortuna, è di unire tutte le sigle sindacali, ci siamo riusciti, e di riaprire il dialogo con l'azienda, perché il nostro obiettivo è quello di portare avanti il lavoro in qualità e che i lavoratori siano trattati come bisogna trattarli. È fondamentale ricostruire un percorso tra le forze sindacali e l'azienda, perché solo questo ci permette di risolvere i problemi che l'azienda ha, dei rapporti fondamentali tra le relazioni, insomma. Questo è, se vogliamo portare a casa risultati importanti per tutti i lavoratori. Centinaia di persone questa mattina hanno manifestato davanti al municipio di Mestre perché da troppo tempo, dicono, Veritas ha chiuso il dialogo con sindacati e lavoratori su questioni fondamentali e importanti. Questa azienda manca rispetto nei confronti dei lavoratori, manca rispetto nei loro rappresentanti, manca il rispetto degli accordi siglati in sede nazionale, il contratto nazionale, i contratti locali. Abbiamo inviato 17 comunicati alla fine del 2017 e lì ci sono contenuti tutti i temi, dalla mancanza dell'organico, dove ci sono dei lavoratori che fanno oggi una reperibilità con delle squadre in meno e devono mantenere il servizio, a persone che non riescono ad andare in ferie e quindi devono essere coperte di quelli straordinari, passando magari anche per le persone che chiedono un part-time perché hanno problemi con la famiglia, figli, gente malata e non hanno una certezza perché gli viene rinnovato annualmente, forse. Deve essere chiaro che le relazioni sindacali le ha interrotte l'azienda. Le ha interrotte a dicembre dell'anno scorso, si è alzata lei dal tavolo dicendo che non voleva più dialogare con noi. Noi diciamo soltanto che attraverso un'assemblea pubblica, che è quella di oggi, il nostro interesse è quello di fare incontri sindacali con l'azienda, che si parli anche di questioni che riguardano i lavoratori, vuol dire assunzioni, vuol dire percorsi di carriera, vuol dire salute, sicurezza e ambiente all'interno dei posti di lavoro.